e per prima il Veneto Giorgio Tronca. Tronca, grazie anche a lei. Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie a lei, dottore. Grazie a lei. Ma intanto sale verso il cielo un appello davvero plebiscitario di tutto il Veneto per avere più sicurezza. Non ci sono appelli ufficiali, non ci sono state manifestazioni, ma se dobbiamo giudicare quali sono le aspettative dei veneti in base ai messaggi, alle telefonate, agli SMS, ai WhatsApp che arrivano ogni sera qui, tenete conto, candidati, che il primo obiettivo che dovreste conseguire è quello di aumentare la sicurezza. Giorgio Tronca. Sì, di questo argomento qua ho parecchie robe da dire, nel senso, voglio in pratica dire quello che sta succedendo nel mio paese, che è Arcugnano, che sei molto legato a questa roba qua. Arcugnano è un ridente paesello in provincia di Vicenza, 7-8 mila anime. La densità abitativa molto bassa, vuol dire che ci sono molti spazi che non può essere controllati a dovere, diciamo, e mica ho sempre vissuto ad Arcugnano. Cosa continua a notare? Che negli ultimi giorni addirittura, si è formato ad Arcugnano, mica anche amministrato il comune di Arcugnano per 2 mandati, dunque sono abbastanza conosco la gente, le persone. E si è formato che è in pratica un gruppo di persone che vede di aiutarsi nel caso in cui, che dopo io ce l'ho in modo diverso, però che vede aiutarsi nel caso in cui c'è gente strana. Ultimamente sta venendo fuori, sta essendo molte rapine, qualcuno si sta anche preso, si sta formando dei social, dei modi per contattarsi. Cioè, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo che nel corso di anni, che vivo da quasi 60 anni, non mi è mai capitato di vedere questa situazione così, la situazione è veramente critica. Di chi si è colpa? Cioè, noi altri paghiamo regolarmente le tasse, no? Paghiamo regolarmente sempre le tasse e diciamo che il servizio che richiediamo a coloro che paghiamo le tasse c'è anche la sicurezza per gli altri, per i nostri figli, la sicurezza per poter vivere in tranquillità e nella nostra casa. E ora dico, non tanto cerca, facciamo che c'è il problema di farsi, non che c'è bisogno di un controllo di vicinanza, scusi. Non deve essere qualcuno dall'alto che blocca, che vi parla bene, tutti quanti, cioè, ma accidenti, gonti anche da pensare alla mia sicurezza, ma ora perché te do skate? Perché te pago le mie tasse a te? Cioè, se non ti sei in grado di controllare la mia sicurezza, che è la roba più importante, la mia e della mia famiglia. E tutti quanti qua, tutti si dice faremo, adesso poi che le elezioni regionali, direttore, ora tutti quanti promette, ma chi è che è al comando di tutta quanta? Cioè siamo qua che parliamo con la gente che attualmente che governa sto paese, ha sempre governato, e ora non stiamo a dire faremo, diciamo cosa che abbiamo fatto fin adesso, cioè cerchiamo di capire cose che abbiamo fatto e se abbiamo sbagliato qualcosa cerchiamo di fare in modo di riuscire a mettere le robe a posto. Se è giusto tutto, se è giusto la vigilanza con i droni, se è giusto, ma la cosa indispensabile è il controllo, cioè che sia la sicurezza. Allora, l'obiettivo non è sapere i voti per sentarsi che carrega, se dare la possibilità alla gente veneta, alla nostra gente, di vivere nella propria casa in sicurezza, in tutta sicurezza. E la sicurezza che abbiamo da avere da gli altri che abbiamo governato fin adesso. Invece abbiamo tanto parlato per anni e non siamo mai riusciti a dare niente. Siamo in una situazione, direttore, che è veramente critica. Se lamentiamo dello straniero, impariamo, se c'è un problema, impariamo a gestirlo.
i problemi non va gestiti in qualche modo. Invece se siamo tutti bravi a tirarli fuori a dire fare i servizi televisivi, che se mi fa vedere qua e là, sicurezza delle strade che è un'altra roba, ma è sempre sicurezza, cioè stiamo di andare veramente a rotoli, ma dobbiamo capirla sta roba qua, dobbiamo cercare di fare qualcosa, perché qui che mi comanda, che se la gente che facciamo anche gli altri, anche qui che non va a votare, che facciamo sentare in che careghe ha, qui che mi comanda, dovrebbe essere lui che ha il dovere di fare in modo che gli altri riuscissimo a vivere tranquillamente e a fare del bene per il paese, per il futuro, per i nostri figli. Invece no, qui arriva lì, all'inizio pare che spacca il mondo, dopo qui si sente che carega lì, non si sente più niente, basta, non mi parla più. Non ha più modo e volontà di servire, di servire il proprio... Però da quant'è che c'era il governo Meloni? Non è che 3 anni per risolvere un cambio, diciamo, di società. Io 3 anni fa non avevo questo problema qua. Vuol dire che io non dico che è stato il governo, io dico solo che per fare in modo che questo non succeda non è stato fatto. Giorgio Tronca, sì, merito alcuni chiedono che ci si possa difendere come in alcuni stati americani dove la proprietà privata è inviolabile, no? Quindi se nel momento in cui qualcuno entra in casa non ci sono limiti alla reazione, che qui in Italia deve essere sempre proporzionata all'offesa, e questo è un principio sacrosanto, però molto spesso non si tiene conto di una reazione che non è legata, diciamo, ad un ragionamento, una riflessione, è legata alla paura. È giusto questo proprio, cioè a indicarmi come reagire nel caso in cui ci troviamo di fronte a una situazione come quella che stiamo parlando. Non deve essere gli altri, perché nel momento in cui avviene sta roba, gli altri potremmo anche effettivamente perdere la lucidità. Cioè non deve essere una roba individuale, non deve essere qualcuno che studia, che primo deve fare in modo che queste robe non succeda, e deve fare in modo, e mi ho visto negli anni che stiamo dando sempre peso, se sa che deve accusare l'uno e l'altro come sempre, no? In realtà direttore, il problema è il controllo. Il controllo, nel mio comune ho visto sparire vigili, sparire carabinieri, cioè lì il comune piccolo, no? Qual è il comune? Comune Arcugnano, in provincia di Vicenza. Cioè, che sia un servizio ancora adesso di polizia locale, diciamo, giusto? Però che manca quella figura che dovrebbe far capire che la superficie, che l'area che occupa il tuo comune, la si vigila, se non si niente, si vede ogni tanto una macchina che non si capisce. Una volta ti conoscevi i visi, cioè ti dava sicurezza, ti avevi il problema, ti sapevi. Adesso non ti sei più. Ora dice bisogna fare in modo per limitare le spese che prima fosse stabilito che le spese avesse adesso. Noi si consentito che per limitare le spese si è fatto in modo di fare congiungere in pratica in certi comuni più grandi le forze dell'ordine, fare in modo tale, e il motivo c'era che non fosse spese, no? E ora le spese le si diminuire, non so che sia aumentare, e diminuendo le spese la sicurezza la diminuisce, perché se liga, cioè il controllo. Vedo che le spese per gli autovelox, che robe lì, le viene fatte abbastanza in modo sistematico, mi pare, no? Per carità, sicurezza stradale che deve essere sempre tenuta in primo, che ripeto, come che si detto, che la Morosticana, che sia veramente una strada, un pericolo pubblico, ma per chiunque, dei pedoni a quello che guida il camion, tutti, è un problema. E ora dico, va bene, mettiamo gli autovelox, mettiamo tutte queste robe, no? Ma
un controllo, cioè qualcuno che sia anche sulla strada, cioè che te vedi la gente. Una volta si vedeva la gente, faceva parte della comunità, già era qualcosa della comunità, nel senso ti sentivi sicuro e te sapevi che qualsiasi problema, ma per qualsiasi roba, e il sindaco potrà confermarlo perché una volta era un marocchino solo che vendeva in Aiban e basta. Era il sindaco, un marocchino che vendeva in Aiban. ma cioè non so chi vuoi, per carità si cambia i tempi, però abbiamo da cercare di ricostruire questa sicurezza che non c'è più, perché sentire che c'è i comitati del quartiere, che c'è gente del paese che con sacrificio, con spese, perché ricordatevi che spese con tempo, che il tempo è denaro, il tempo che neghiamo tutti pochissimo. Queste persone qua, che mi ringrazio pubblicamente tutte coloro che, cioè, le sta dedicando parte della loro vita per la sicurezza della comunità. Ma dico ma vieni pagati, da chi viene pagati qua? Da nessuno. Cioè coloro che mi governa, dicevo, io dovrei essere l'unica a dire ma la sicurezza è una cosa prioritaria, sicurezza, la medicina, la sicurezza, tutte che robe. Abbiamo fatto il decreto sicurezza comunque. Come? Abbiamo fatto il decreto sicurezza che mi sembra una manovra che tutela. Benissimo. 1,4 miliardi. Ne sono stati fatti tantissimi decreti, però lo specchio mio, se Arcugnano, scusami se ripeto ancora, mica ho vissuto tutta la vita, no? E vedo Arcugnano, ce l'ho amministrato, vedo nel passare degli anni siamo da migliorare. Siamo sicuramente diventati più, però non vedo controllo, non vedo, cioè a livello di sicurezza abbiamo perso tantissimo e questo è colpa nostra, perché non abbiamo incaricato le persone giuste a fare in modo tale che in tutta la comunità ci sia sicurezza. Insomma, ma comunque deve essere gestita da qualcuno questa cosa, deve essere gestita e la gestisce chi? La gestisce chi governa. Le prefetture. Quindi è lo Stato, lo diciamo, Stato. no? Che deve battere un colpo quando le cose non funzionano. Allora, Giorgio Tronca. Prima il Veneto non appoggerà nessuno, non si propone, perché non accettiamo per coerenza, dopo tutti questi cambiamenti, di partecipare a questo mercato. Va bene, grazie a tutti, ci vediamo domani.